che hanno a che vedere con la musica tradizionale e non solo. È anche appunto responsabile di un settore che abbiamo voluto chiamare Isre Musica, con il quale appunto, con il quale marchio, diciamo così, facciamo un po' tutti gli eventi legati a questo ambito. Diego nel suo ruolo appunto di referente etnomusicologo ha avuto l'incarico di digitalizzare tutto il patrimonio sonoro dell'istituto, quindi insomma un lavoro davvero di grande impegno, e tra questo materiale troviamo anche le 155 bobine originali. A 155 sono invece come dire, le pellicole. 107 sono invece le bobine originali del film Tempus de Baristas. E Diego stasera ci propone una lettura del film attraverso l'analisi di questi materiali, una lettura davvero interessante, vedrete, insomma, e quindi lascio a te la parola. La mia presentazione. Allora, buonasera a tutti, sono molto felice di essere qua. Come ha detto Ignazio, io in questi anni ho avuto la fortuna di collaborare con l'ISRE e di occuparmi appunto di etnomusicologia, di musica e di suono all'interno dell'ente. Aggiungo, ho avuto la grandissima fortuna di lavorare fianco a fianco con Ignazio Figus, che ringrazio per questi anni di lavoro insieme. E tra le tante fortune di questo lavoro c'è stato anche quello che la possibilità di viaggiare nel tempo. Mi piace pensarlo così, la possibilità di viaggiare nel tempo e di fare dei viaggi sonori appunto tramite delle bobine di audio, tramite delle bobine registrate 20, 30, 40, 50 anni fa a volte. Alcune delle quali erano legate appunto a dei progetti filmografici, come è successo con quello di Tempus de Baristas. Una digitalizzazione di tutte e 107 le bobine che è stata legata appunto a questo restauro che l'Istituto sta portando avanti, un restauro in alta definizione della pellicola, che io mi sono preso, ho collegato al mio computer lo storico Nagra 4 dell'Istituto, una macchina leggendaria per tutti quelli che in generale si appassionano al cinema documentario, ma in generale al cinema. E ho cominciato dalla prima bobina, appunto, una digitalizzazione, una scansione di tutte le copertine, di tutte le custodie delle bobine che con un rigore magistrale David McDougall aveva indicato tutte ciò che erano le informazioni relative ad ogni bobina, un lavoro che poi mi ha portato anche ad avere, un minore peso nella digitalizzazione, perché davvero avevo tutte le informazioni nelle custodie delle bobine. E ho cominciato questo lavoro e subito mi si è aperto un mondo di suoni. Ho deciso di fare un esperimento, perché faccio outing, io il film non lo avevo visto. E quindi ho pensato di non vederlo fino alla fine della digitalizzazione delle bobine, vederlo prima solo con le orecchie e ascoltando tutto quello che era stato registrato appunto per questo film. Perché? Perché era una grande occasione per confrontarmi con una pellicola fondamentale, ma prima di tutto con il mondo di suoni legato a quella pellicola, con la dimensione sonora del documentario, che mi occupo di suono e di musica, è una dimensione molto importante. Una complessa trama di segnali, di simboli, di presenze e assenze che tracciano una mappa sonora del film, che fornisce una chiara rappresentazione di chi sono i protagonisti di questo film e di qual è il contesto, attraverso appunto il suono. Ho cominciato questo esperimento che ho chiamato Un film per le orecchie, non è troppo originale come titolo, ma mi è venuto questo.
E subito sono entrato in quello che ho chiamato il regno etnografico, the ethnographic realm, il mondo etnografico. Perché? Perché mettendo sul Nagra ogni bobina, avviando ogni bobina, prima di tutto c'erano le indicazioni del regista, prima di tutto c'erano le indicazioni di chi ha lavorato al sonoro del documentario, il ricercatore Dante Olianas, che è presente in tutte le registrazioni, e c'era il pilot on per sincronizzare audio e video, c'era tutto un complesso mondo di segnali che davano via, appunto, aprivano l'accesso a questo mondo, che era appunto il mondo etnografico. Ogni bobina più o meno si apre così. Istituto Regionale Etnografico, Shepherds Film, tape number 29, date 25/06/92, starting camera roll 33. 3. Reference tone at -8 dB. We are recording in the school, having a talk with the school assistants about Pietro. Ogni bobina comincia così e questa apre un mondo sonoro che ogni bobina è diverso, spesso si ricollega alle scene prima, delle altre volte è da tutt'altra parte rispetto al contesto entro cui questo film è stato girato, e ci presenta il contesto e i diversi protagonisti. I protagonisti vengono fuori subito nelle bobine. La centralità di uno dei protagonisti, di Pietro, viene fuori subito attraverso i suoi discorsi, i discorsi con i suoi amici, con i suoi compagni di scuola, e tutti i discorsi che il padre, gli amici del padre, fanno su di lui, tutte le aspettative che si ricoprono anche su questo ragazzo. Pietro è importantissimo, e dal montaggio video, poi vediamo quanto è ancora più importante, perché anche quando non parla è presente. Un sacco di volte ascoltando questo audio ascoltavo dei discorsi dove sembrava che Pietro non ci fosse, e invece nel montato Pietro è visibile. Ma prima di tutto le interviste, tutta la ricerca è legata anche alla presentazione di questo personaggio, ma non solo alla presentazione del personaggio del padre, alla presentazione del personaggio di Mimminu, ma e poi c'è un altro protagonista. Prima ascoltiamo magari Pietro, questa è la voce di Pietro. Questo è a posto, non lo vogliono passare benissimo solo, ma su sistema sull'arte, sa frue, su casa, sì, no. Babbo si rivale in scrava, fa il sofaggio, fa il riscotto, salmone cisterio, repara tutto. Questi sono Mimminu e il padre che parlano di Pietro, appunto. E poi c'è l'altro protagonista fondamentale, che secondo me è un protagonista soprattutto sonoro, ed è questo. Il mondo animale è una presenza costante nel film, ma lo è ancora di più nella sua dimensione sonora. Lo possiamo sentire praticamente in quasi ogni bobina, quando non si è in paese ma si è in campagna. E il mondo animale è suggellato soprattutto dal suono di questi campanacci, che ritornano in continuazione e ci danno anche spesso un'idea di spazio. Spesso sentiamo una grande massa sonora fatta da questi campanacci e capiamo che le capre sono tante che stanno arrivando verso la fonte di registrazione, e questi sono suoni che definiscono lo spazio del film. Il film appunto ha un suono che è il suono del fare. Ogni dialogo, ogni confronto tra i personaggi avviene quasi sempre in un contesto lavorativo, che può essere quello per esempio del fare formaggio. Stanno fatto su questa vegetazione proprio crevando su lui. 3 bobine intere sono dedicate a questa fase di lavorazione del formaggio,
e all'interno ci sono i Ecco come dialoghi di arrabbia. questi due pastori. A Samandra non vuole più bene, arrabbia. Ha alta forza, non vuole brittare. Questa di da papà. E si possono sentire Provenda, dietro i suoni Eh. della lavorazione del formaggio. È barata. Spesso sono in background, sono molto lievi, sono sotto, e spesso invece sono Ma che sono andando a su? molto presenti. Accompagnano i dialoghi in una maniera molto più potente, come questa costruzione di un cancello. E poi c'è il wild sound. Il wild sound è il suono non sincronizzato, no? Che qua lo possiamo, è ancora più wild, possiamo proprio usare la sua, il suo significato letterale, no? È un suono selvaggio, perché è un suono costruito soprattutto dalla natura, come questo. Following will be wild sound. Following will be a wild sound close to Questo the river, fiume which usato can poi cover the last shot of Road 71, which were MOS. la ricerca di wild sound come questo è presente nella metà delle bobine. C'è sempre una costante ricerca di registrazione del soundscape, del paesaggio sonoro dalla natura, appunto, da utilizzare nel montaggio. Il suono poi ci dà avvertimenti, in alcune delle bobine ci dà un avvertimento sul meteo, l'immersione nelle soundscape che sentiamo ci fa accorgere di un temporale, oppure, come dicevo prima, le grandi masse sonore ci fanno magari da contorno a scene di transumanza e di spostamento degli animali. E c'è un contrasto tra il suono della campagna e il suono del paese. Un suono del paese che è spesso legato anche questo a delle campane, perché spesso si sentono le campane, ma che sono le campane della chiesa, poi si entra in ambiti invece più casalinghi e quindi molto silenziosi. E poi ci sono il rumore dei motori, il rumore del vociare dei ragazzi, ci sono dei canti a tenore, c'è il rumore del zilleri, quindi un rumore, un mondo incredibilmente connotato a livello sonoro, ma ci sono anche degli indizi all'interno delle bobine. Il primo è questo, sentite una piccolissima porzione di un brano alla fine di questa registrazione, sentirete dei ragazzi parlottare e poi una piccola porzione del brano. Allora è vero che... Vieni a fare. Un uomo che... Ma abbiamo intenzione di rimanercene qua? Bene, tranquilla che arriva anche qui. Che non arriva qui a parcheggiare di là. Ciao. Bla bla bla. Non so se avete sentito, c'era un pezzo, c'era anche una ragazza che faceva il verso al rapper facendo bla bla bla. Questo pezzo è Fight da Faida ed è un pezzo che è uno dei pezzi cardine che ha portato il rap in Italia. Questa era la prima bobina che io prendevo legata al suono del paese e nella prima bobina che ci si sposta dalla campagna al paese assistiamo alla popular music ad Urzulei, la popular music che arriva in paese e addirittura un pezzo storico, che è un pezzo storico per la popular music mondiale. Quindi vedete che a livello sonoro i segnali sono tantissimi. Un altro segnale importantissimo è il cambio di linguaggio, l'utilizzo del sardo, l'utilizzo dell'italiano, ma anche l'utilizzo di vocaboli, di modo di dire che cambiano completamente. Il film è un film in sardo con dei sottotitoli in inglese. All'interno troviamo delle porzioni in italiano che sono solo però relative a quando magari i ragazzi parlano con le ragazze, sono poche le scene in cui questo succede, oppure quando i ragazzi sono a scuola. Quando sono al bar il codice e il linguaggio usato è questo. E poi invece queste cose che stai... Tu per spiegare cosa? Russa? Saremo spaccata
Quanto spieghi da sua casa? No, sta bene la giornata. Cane, cosa? Questa Questo è mano. messo milioni, non fai un cazzo. Mengi scusa, ma lì Me ne fai al latte, ne? Oh, che va... Cane? Torna a casa non non intendono. Ma chi sai per mica la mantenere il culo? Quindi ma sono tanti stati. Prendere devi venire a 3 battere. Si parte più buono, non attraverso veterinari, però a ramo. L'anno se non è un tuo cazzo, fai la mantenere. Vabbè, questo è il tenore. Un'altra dimensione, la dimensione del regista, del ricercatore che qui si occupava del sonoro del film e il rapporto con il contesto locale. Viene fuori nel film la voce, non la voce del regista, ma ogni tanto all'interno del film sentiamo la voce di Dante Olianas, che appunto faceva spesso le domande agli intervistati e si occupava della registrazione del sonoro. Ecco, questa è una chiarissima scelta di McDougall. Mettere all'interno del film la voce di chi faceva le domande è una chiara presa di posizione che dice che quello è un documentario, quello è comunque un film che riprende una realtà, che dialoga con la realtà, ma che rimane un prodotto filmografico. Perché? Perché ci sono tantissimi, all'interno di queste bobine troviamo tantissimi dialoghi dove non c'è una presenza del ricercatore o del regista, ma solo lunghissimi discorsi. Quindi questa differenza che ho riscontrato, secondo me, è legata proprio a un preciso messaggio che voleva essere mandato dal regista con l'inclusione di queste porzioni. Allo stesso tempo la voce del ricercatore, la voce del regista in dialogo con il ricercatore ci dà delle informazioni legate al modo in cui si è lavorato sul campo. C'è un profondo dialogo tra i due e vediamo come in questo caso chi si occupava del sonoro, chi faceva le domande, era secondo me il gatekeeper, possiamo chiamare, no? L'apritore di porte per quei contesti, per il regista che non parlava italiano, non parlava il sardo, ma soprattutto non era legato a quei contesti e quindi non poteva continuare un discorso. E quindi c'è un dialogo ininterrotto tra i due e attraverso le bobine possiamo anche vedere come le interviste e i dialoghi possano essere guidati. In una parte sentirete c'è una richiesta del parlare in sardo e in italiano e poi c'è soprattutto questa frase che McDougall dice a Dante Olianas che gli dice non fargli domande dirette, cerca di non fargli mai domande dirette, dagli solo un topic, dagli solo un argomento su cui riflettere e ascoltiamo quello che hanno da dire. E questa è un'altra chiara firma dello stile registico di McDougall. Ascoltiamo un po'. I would ask about his living in the country all the time and how could he manage about himself? Isolation. Was this when was he talking about when he was a boy or older? Yeah, when he was a boy, when he was young. Don't ask any direct question, but Yeah, just say, tell me about such and such, give him a topic. Yeah. So it doesn't sound like the answer to a question. What about a bit more about the bandits? Yeah. You might have some stories about the bandits. Ma se regola che quanto conto dei gusti su bandito che furanta gravas o che furanta bestiame in giro? Ci ne ammette da questo tempo? Sì, no. Tanto fu dei bandioso, fu un ratto, fu di venire bandioso. Questo è un momento, secondo me, di passaggio fondamentale dove si vede qual era il lavoro sul campo. E poi c'è la scelta di di che argomenti trattare e di che cosa far venire fuori da questi dialoghi, da queste interviste, dalla presenza dei protagonisti all'interno del girato. Per esempio c'è un argomento che è quasi nella totalità delle bobine dove si parla di campagna. Quando si parla di campagna spesso le riflessioni vertono sulla dicotomia tra lavoro
cultura, sfruttamento, ecologia, chiusura, apertura. E uno dei temi fondamentali di delle narrative, degli argomenti legati a questi dialoghi è la costituzione del parco. La costituzione del Parco Nazionale del Golfo di Rosé del Gionargentu, che non si è mai realizzata, in realtà si è realizzata nel 98 ma di fatto non è mai partita, che era un topic fondamentale di quegli anni per la gente che viveva quei territori e che non voleva questo parco, ma voleva continuare ad amministrare egli stesso quei territori. Questo è un argomento che all'interno delle bobine supera di gran lunga anche molti altri argomenti che sono stati poi resi all'interno della pellicola. E suscita ogni volta diverse reazioni a seconda di chi sta dialogando, come questa, dove c'è anche l'intrusione appunto di Dante Oliani. Perché la parola parco è solamente vincolo e basta. Il parco è per il grande principale per la terra. Anche noi non possiamo. Just a minute. Vi cito una scena. Adesso interruption of the recording. What happened? Sì, è questione di sardo. Ah, non c'è il problema. Perché non vale casa niente da me? Una cosa a Baunei, quando avevano iniziato... sono di un sardo, però. E cosa, sposizionate che hanno fatto questo miglioramento. Può essere tutto libero, possa gente, possa bestiame. Vai! Non solo su bestiame, ma non possiamo con la caffè. Ma capito? Perché tutto è stineco, mica che entra nella sorpresa, dando... Ma no, ci fortunate, pensate che questo non capisci che hanno state. Questo dialogo suscita reazioni molto forti e lo ritroviamo davvero in tantissime bobine diverse, una registrata in Suguile, l'altra registrata al bar, l'altra dove dietro si sentono Salfruffigel de Dunnere perché magari si stanno tosando le pecore. Ritorna sempre, ma il regista sceglie poi di non utilizzarla come escamotage per parlare di quel mondo, ma quasi metterla come sottotesto di questo mondo moderno che vuole avanzare quasi minaccioso in quel contesto rurale. C'è una reazione che invece è sottolineata non da appunto i discorsi sul parco o su altri avvicendamenti del territorio, ma dai monologhi, per esempio, del padre di Pietro. Il monologo più importante è quello appunto suo mentre sta facendo il formaggio, dove appunto c'è, tra le altre cose, dice quella frase che poi diventa il titolo del film e che ve ne faccio sentire per concludere una piccolissima parte. Quindi si deve prendere che non è il carattere della balla. Non ci stiamo sbidendo come. Mi stanno andando a favore a no, nuda. Tempo del barista, del ristorante, a spiaggia. Non teniamo nudo nemmeno. Si traballa di birra. Boh, a chissà la cambiare il suo tempo. Questo era un assaggio di quella che è stata la mia esperienza con questo mondo di suoni e che a me ha dato davvero tanto in termini soprattutto di capire come decifrare certe scelte che poi il regista mette in campo in un montato finale. Il suono secondo me può darci molte informazioni su quello che accade e starci attenti già in fase di montaggio può rilevarsi fondamentale per far venire fuori poi delle informazioni che saranno fondamentali per il risultato finale. Grazie. Grazie Diego. Io trovo questa analisi che peraltro avevi già proposto anche durante il nostro laboratorio di etnografia visiva, sempre davvero molto affascinante, anche
pensando alla mia esperienza quando ho avuto il privilegio di lavorare su questi materiali, alla sincronizzazione del suono, e quindi insomma da questa esperienza, dall'ascolto, nel mio caso anche accoppiata, diciamo così, alle immagini, anche le scelte di montaggio poi, no, cioè, tutto questo percorso che poi McDougall e Dave Vaughan, direi, insomma, il grande montatore che ha lavorato insieme a lui, hanno effettuato questo percorso per arrivare a quel film che conosciamo. A proposito del parco, mi piace anche pensare, visto che io confermo quello che tu dici, cioè che questo tema torna tantissime volte, è però la sequenza che poi viene montata, cioè quella all'interno della macelleria e il dialogo col macellaio che poi continua anche all'interno del bar, col macellaio che sostiene la scelta, diciamo, del parco, e Mimino che invece la contesta in un dialogo fittissimo ma di grande efficacia. E beh, insomma, in effetti, pensando a tutto quello che poi è stato registrato, era quella la sequenza perfetta da montare. Grazie ancora. Bene, adesso io chiamerei qui accanto a me Paolo Zucca, che salutiamo certamente con un bel applauso. Ti do subito un microfono acceso. Andiamo qua in mezzo. Sì, allora Paolo non ha certo bisogno di grandi presentazioni, sappiamo bene, insomma, è un regista molto noto in Sardegna e non solo. Voglio solo dire che la prima frequentazione di Paolo all'ISRE risale, e la collaborazione, in qualche modo il sostegno che l'Istituto ha dato al suo cinema, risale al 2005 con il concorso Avisa, che poi vede la realizzazione del film nel 2006, no? Perché l'arbitro è... Forse 2007, 2006 e 2006-2007. Ah, ecco. Vabbè, sì, forse allora perché era l'edizione del 2006 e quindi il film poi è stato realizzato nel 2007. Questo film, come sapete, ha avuto veramente tanta fortuna perché meritava questa fortuna. Ha vinto il David di Donatello nel 2007, appunto. No, alla fine nel 2008. Nel 2008. Sì. Non c'è una data è tutto slittato di un anno. Sì. Sì. E bisogna anche aggiungere, questa volta non dirò l'anno perché magari poi, che nella cinquina del David è andato anche il suo altro lavoro che è stato prodotto dall'ISRE sempre attraverso il concorso Avisa, e cioè Bella di notte. Quindi, insomma, voglio dire, tra l'altro poi bisogna ricordare anche che l'arbitro è stato premiato in un festival molto importante per il cortometraggio che è il Clermont-Ferrand. Ecco, insomma, io così facciamo qualche riflessione su quanto l'istituto poi alla fine è stato importante, no? Anche per la tua carriera, come poi questo cortometraggio che diventa un lungo successivamente. No, fondamentale. Diciamo che questo cortometraggio, l'arbitro, mi ha fatto fare un salto di qualità molto importante, nel senso che intanto abbiamo fatto il film lungo, poi non so se lo guardiamo l'arbitro, sì, lo magari dopo lo guardiamo, guardiamo. poi dopo averlo visto magari vi racconto un po' che tipo di lavoro abbiamo fatto per trasformarlo da corto a lungo. Non solo, diciamo, ha fatto sì che, diciamo, ho vinto dei premi molto prestigiosi come il David, Clermont-Ferrand e tanti altri, ma mi ha aperto una porta molto importante che è Barbara Alberti, con la quale ho scritto 3 film, ma in particolare quando io le ho mostrato l'arbitro corto, cioè appena fatto, lei mi disse perché non fai un film dal mio romanzo Vangelo secondo Maria? Adesso dopo 13-14 anni l'abbiamo fatto. Ci siamo. Però diciamo che il primo seme di questo film che ho appena finito è proprio nato dal corto L'arbitro. Quindi devo dire che l'arbitro mi ha dato grandissime
grandissima soddisfazione e mi ha anche aperto, diciamo, dei mondi non così facilmente accessibili. Certo, tra l'altro l'arbitro rappresenta insieme ad altri pochi lavori in quel periodo, poi sono diventati molti in realtà, la svolta dell'istituto verso il cinema di finzione, no? Che invece fino ad allora, esattamente diciamo fino al Mare di Salvatore Mereu, quello è stato il primo lavoro di finzione che l'istituto ha prodotto, ma poi attraverso il concorso a visa con l'arbitro e con Panas, di cui parleremo dopo, l'istituto si apre a questa forma di narrazione cinematografica. Allora, se siete d'accordo, ci vediamo il film e poi lo vediamo e poi ne parliamo un po'.